possiamo iniziare il Consiglio Comunale. Leggo l'ordine del giorno, non perché non si conosca, ma proprio per capire quale può essere l'impostazione di questa riunione. Confronto con la popolazione sul progetto del parco eolico Gomolezza. Confesso che sono state settimane molto difficili, non per la complessità del tema, o meglio, non solo per la complessità del tema che affrontiamo, ma per il clima nel quale questa riflessione, questi ragionamenti si è svolto. Purtroppo l'approccio della società gamesa al progetto ha condizionato fortemente un dibattito aperto, franco e anche con vedute diverse sul tema dell'eolico e delle energie rinnovabili più in generale. Come ho detto già la scorsa settimana nell'assemblea organizzata dal comitato presso il salone parrocchiale, il nostro territorio è da circa 2 decenni interessato dalla presenza, io la chiamo proprio una presenza perché ormai è costante, di diverse società. Ne abbiamo contato una decina in questi ultimi giorni che si sono avvicinate al nostro territorio perché è particolarmente vocato per la realizzazione di impianti industriali per la produzione e per lo sfruttamento dell'energia dal vento. Forse è stata una presenza alla quale in qualche modo ci siamo abituati, o forse in un altro senso una presenza che non abbiamo mai percepito per quello che realmente era, perché finché i progetti rimangono sulla carta, finché le proposte si palesano in una richiesta di sottoscrizione di un contratto per una ipotetica posizionamento di un palo eolico, forse finché appunto tutto rimane così non ci si rende conto che di fatto si sta parlando invece di cose che poi hanno un impatto reale sulla vita di ognuno e sulla trasformazione del territorio. Il tema dell'energia e delle energie rinnovabili è un tema particolarmente dibattuto e discusso in Italia e non solo. L'ultima modifica, quella introdotta dallo Sblocca Italia, certamente ha modificato il rapporto tra i territori e le società che realizzano questi investimenti. Lo Sblocca Italia infatti introduce un nuovo concetto che è quello della pubblica utilità per questi impianti, che di fatto pone in mano alle società che propongono gli investimenti un potere che prima non avevano. Ossia, nel momento in cui si concludesse positivamente l'iter di valutazione di impatto ambientale, di fatto sulla carta, perché poi bisogna realizzarlo concretamente, o meglio mettere in atto quel potere concretamente, però sulla carta potenzialmente queste società possono utilizzare questa leva fortissima per realizzare gli impianti, cioè quella leva che permette per esempio alle pubbliche amministrazioni di realizzare le strade. Quando si realizza una nuova arteria, e Bitti da questo punto di vista in questi ultimi decenni certamente un paese che ha vissuto direttamente queste esperienze, quando si realizza una nuova arteria, conclusa la fase progettuale, si avvia quella fase espropriativa che prevede appunto l'obbligo per i proprietari delle aree di cedere sotto compenso generalmente proporzionato le aree per realizzare un'opera pubblica. Però la differenza sta nel fatto che mentre la realizzazione di una strada generalmente porta un beneficio per tutta la comunità e quindi un interesse pubblico, di fatto questi impianti servono prevalentemente per soddisfare l'esigenza di chi investe dei soldi per realizzare quegli impianti. Vengono definiti di pubblica utilità perché
però contemporaneamente concorrono sul livello nazionale alla produzione di energia da fonti alternative e quindi da fonti ad energia pulita. Dico che sono state settimane difficili perché quando con la stessa persona con cui fino al giorno prima si ragionava serenamente su qualsiasi cosa, il giorno dopo diciamo così, questo evento che ci ha un po' travolto anche, si ha difficoltà anche a salutarsi o a parlare, per me che vivo anche con una certa sensibilità il ruolo che svolgo, diventano settimane difficili. E io credo che lo siano state anche per chi si è trovato in qualche modo in contrapposizione con noi. Perché dico in contrapposizione con noi? Perché di fatto questa vicenda si trascina anche un contrasto diretto con l'amministrazione. L'ha detto bene una signora di una certa età in questi giorni, che un po' ingenuamente, ma anche secondo me con molta sincerità ha detto: ma io chi me la posso piccare? Perché mi la picco chi in questo de Gamesa, io mica la picco chi in Bovisi. Ecco, io credo che questo da parte degli amministratori debba essere un ragionamento comprensibile. Cioè noi dobbiamo capire che siamo realmente le istituzioni più vicine ai cittadini nel bene e nel male. L'iter che ha portato alla presentazione di questa valutazione di impatto ambientale è stato certamente un iter che ci ha trovato spiazzati, ci ha trovato veramente impreparati. Poi su questo tema del non farsi trovare impreparati ci torno dopo, perché viene trasmessa appunto la valutazione di impatto ambientale dal Ministero il 25 di gennaio, nei giorni successivi viene subito dagli uffici pubblicata. Preciso subito una cosa sugli uffici, perché a volte sorgono anche dei malintesi che bisogna chiarire subito. L'ufficio tecnico comunale ha fatto in tutto e per tutto il suo dovere in questa procedura, nel senso che arriva una pratica con l'obbligo di pubblicazione, la pratica viene innanzitutto pubblicata e poi si inizia a istruirla, cioè a capire realmente cosa c'è dentro quella pratica, che è una pratica particolarmente complessa, come avrà avuto modo di vedere chi di voi, ognuno di voi che si è potuto imbattere sui documenti presentati. Ho accennato appunto nell'ultima riunione a come ci siamo mossi. L'ufficio ha iniziato appunto un'istruttura per capire che cosa c'era dentro questa pratica. Noi abbiamo chiesto l'incontro alla Regione per confrontarci con loro sul tema. Abbiamo trovato una Regione che su quella pratica in quel momento, nel primo incontro che noi abbiamo fatto, ne sapeva di fatto meno di noi, perché anche loro stavano iniziando a capire che cosa c'era lì dentro. L'elemento che noi abbiamo subito rilevato è che su questa procedura non c'era stata la comunicazione preventiva alla gran parte dei proprietari delle aree sulle quali ricadevano principalmente le opere infrastrutturali, strade, cavidotti, servitù varie. Per noi questo da subito è stato un elemento che ci ha fatto pensare che doveva essere un progetto che non potevamo sostenere. Speravamo o pensavamo che questo tipo, innanzitutto questo tipo di rapporto di base, cioè io voglio proporre un progetto industriale in un territorio, mi devo innanzitutto assicurare che quel territorio voglia recepire quel progetto. E considerato che le aree sono tutte private, non ci sono aree pubbliche interessate salvo le strade, a fronte di una mancata informativa e quindi di una contrarietà, diciamo così, di fatto dei proprietari, perché non è che i proprietari erano contrari all'eolico in partenza, i proprietari si sono schierati nettamente contro l'eolico perché non erano stati avvisati del fatto che si potesse entrare o si dovesse entrare nel loro terreno. Noi su questo abbiamo, come ha fatto il comitato, come hanno fatto singoli cittadini, preparato le osservazioni che abbiamo caricato e inviato
al Ministero, che poi più tardi Christian vi leggerà e commenterà per capire qual è stato il nostro approccio. Anticipo evidentemente che la nostra è assolutamente un parere contrario a questo progetto. Aggiungo anche che siamo il Consiglio Comunale, non è l'assemblea del sì o del no, però è un parere contrario perché non ci può essere una proposta di questo tipo se non è condivisa nel territorio. Io in queste settimane ho ascoltato tantissimo, come avete visto ho evitato di parlare sui social, che io invito un po' tutti noi a usare con più responsabilità e con più attenzione, perché le parole che ho detto in premessa nell'assemblea del no non vanno banalizzate. Io credo di conoscere abbastanza, qualcuno conoscerà più di me, però credo di conoscere abbastanza questo paese che mi onoro di rappresentare e di amministrare da tanti anni, e credo di conoscere anche quegli elementi abbastanza delicati in cui bisogna stare molto attenti a non innescare dinamiche di conflitto. Allora, un progetto che porta con sé in partenza dinamiche di conflitto non può essere sostenuto dall'amministrazione, perché questo non permette un ragionamento sereno sul tema dell'eolico e dell'energia e delle fonti rinnovabili. Dicevo che in questi giorni ho ascoltato tanto, ho parlato pochissimo, non ho rilasciato dichiarazioni neanche alla stampa oltre che sui social, proprio perché ho voluto sentire ogni singola voce. E credo di aver anche imparato tanto in questi giorni. Io credo che noi dobbiamo archiviare questo momento, che è un momento difficile, non per ieri in un incontro ho fatto un errore, ho detto non vedo l'ora che arrivi lunedì per non parlare più di questo tema. E invece sono stato ripreso e mi ho detto no, è proprio da lunedì che bisogna riparlarne. Bisogna riparlarne in un'ottica di programmazione. Noi dobbiamo evitare di ritrovarci in situazioni come questa, perché queste situazioni ci fanno trovare in fortissimo imbarazzo e fortissima difficoltà. E l'unico modo che noi abbiamo per ripartire e riparlare di questi temi è quello di programmarli insieme, di programmarli dal basso, e di buttarci in un'impresa certamente difficile e impegnativa, che è quella di trovare strumenti urbanistici e strumenti di programmazione che ci permettano di decidere prima che cosa fare e dove. Altrimenti la nostra sarà sempre una rincorsa a dire sì o no a uno o all'altro progetto, ma il sì o no all'uno o all'altro progetto non ci porterà altro se non a scontrarci nuovamente sul sì e sul no. Allora, serve questo tipo di programmazione, e su questo tipo di programmazione, che ripeto è di comunità, è una programmazione dal basso ed è una programmazione urbanistica, perché non ci sfugga questo elemento evidentemente,